Siamo pronti, ansiosi ma pronti. Emozionate? Sì, tanto. Tanto. Spero di andare bene a scuola e divertirmi tanto con i miei amici. Confessa, hai studiato quest'estate, ti sei preparato per le medie? E in realtà non tanto. Io ho studiato, però le medie sono molto più difficili delle elementari e quindi punterò a fare il meglio di me. Le emozioni e le paure sono quelle di sempre, così come purtroppo i problemi che accompagnano l'avvio anche di questo nuovo anno scolastico. Centinaia le cattedre ancora vuote nell'intera provincia, le difficoltà nei trasporti pubblici, il tema dei bambini non vaccinati, sono 826 quelli dell'ULSS 7 che non potranno entrare negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. A Bassano abbiamo 12.000 studenti, dei quali 8.000 alle superiori, ovviamente perché arrivano da tutto il territorio, e quindi è un numero molto consistente da gestire a livello di trasporti e ovviamente a livello anche di strutture. Numeri importanti, certo. D'altro canto ricordiamo che con i suoi 2.300 iscritti il liceo bassanese Brocchi è quello che ha più studenti di tutto il Veneto. Qui siamo alla scuola media Fraccaro di Bassano del Grappa. Ecco la cerimonia di apertura dell'anno scolastico con il benvenuto ai ragazzi che iniziano la prima. Ci sono le autorità per i saluti e un lungo tricolore che si muove mosso dall'aria settembrina che raccoglie le note dell'inno di Mameli. Parte con un dialogo sereno, con un lavoro importante da parte dell'amministrazione rispetto alla salute dei plessi scolastici, delle strutture scolastiche, e parte con l'impegno di voler sistemare, e già in parte è stato sistemato, quanto abbiamo trovato quando ci siamo insediati. Per quanto riguarda proprio gli edifici scolastici, novità alla scuola elementare Mazzini, dove la mensa verrà spostata nei locali dell'Informa Giovani, che traslocherà a sua volta in piazzetta Guadagnin. E chiudiamo questo nostro viaggio con loro, con i ragazzi e i buoni propositi per il nuovo anno scolastico. Sono di andare bene e essere sempre contento anche pur andando a scuola, e spero di convivere questa esperienza con i miei migliori amici. Mai arrendersi, puntare sempre avanti e se sbagli riprovaci, perché gli errori ti possono anche aiutare. Prendere buoni voti, comportarsi bene con gli insegnanti e comportarsi bene a scuola e mai arrendersi e non mollare mai.